Per il Consorzio Universitario di Agrigento si profila un triste epilogo con i titoli di coda, possiamo dire, pronti ad annunciare la fine della struttura. Dopo i corsi in architettura e giurisprudenza sarebbe pronto a chiudere anche il corso dei beni culturali. E sarebbe questo un grande paradosso nella città dove gli scavi per l'antico teatro continuano a dare risultati positivi. A sentire il rettore dell'Università di Palermo, la decisione sembra già presa. Abbiamo preso la decisione a malincuore, dice Fabrizio Micari, e invitiamo gli assessori Gaetano Armao e Roberto Lagalla ad investire sul polo di Agrigento. Inutile dire che Armao e Lagalla, per ironia della sorte, sono due ex presidenti del CUA. Sul problema interviene intanto il deputato del PD Michele Catanzaro con un atto ispettivo indirizzato al governo della regione. Vorremmo sapere, afferma Catanzaro, se il governo Musumeci intende sostenere il polo di Agrigento. In città c'è fermento sulla ventilata chiusura del polo universitario, pronti a scendere in piazza politici, amministratori comunali e sindacati a sostegno della struttura e delle famiglie agrigentine.